Euroregione.news. Codroipo, Natale e Capodanno. Quest'anno grandi novità per le feste di Natale nel capoluogo del Medio Friuli, tornata la stella più grande d'Italia in piazza Garibaldi insieme alla casa di Babbo Natale, ma al sindaco Guido Nardini abbiamo chiesto gli auguri. Il 2024 si chiude a parer nostro positivamente, nel senso che al di là delle parole che ho dichiarato in questo momento mi rendo conto che la nostra comunità è cresciuta. È cresciuto il senso del rapporto con le altre persone, come ho citato nel mio discorso, i volontari hanno dimostrato in questa nostra realtà la loro grande disponibilità, e al di là di quelle che sono le opere o le cose che un'amministrazione può fare, il valore aggiunto e la differenza la si fa in queste cose. Quando la comunità si raccoglie, quando torna a riunirsi, a incontrarsi, a dialogare, a festeggiare anche, per l'amor del cielo, e quindi il ruolo dell'amministrazione è quello di fare il catalizzatore di queste cose, non quello esclusivamente di proporle, ma di condividerle, che è una cosa ben diversa. Quindi i miei auguri di un meraviglioso Natale e soprattutto di un inizio di 2025 importante, con l'auspicio però che sia un anno sereno, soprattutto al di fuori della nostra realtà, dove vediamo ancora troppi conflitti e troppi atteggiamenti che non portano sicuramente a un concetto di pace e di speranza. Per noi la speranza è un elemento importante, speranza attiva, nel senso che non vuol dire sedersi sugli allori, ma stimolare ad essere stimolati a migliorarsi sempre di più, ed è quello che faremo un pezzettino alla volta in tutto il 2025. Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.